Sono qui con mister Mineo. Mister, Casteldaccia rispetto alle scorse gare contro il Castelbuono ha disputato una gara più decisa con grandi ripartenze da parte di Megna, Monti e Velardi. Cosa per oggi è mancato per fare bottino? Cosa è mancato? Che se riusciamo a fare 7-8 volte una ripartenza, sbagliamo sempre la scelta, non riusciamo a tirare in porto in maniera pulita, poi è normale che la partita non si vincono. È logico che incontriamo una squadra forte, che sta facendo un bel percorso. Noi abbiamo questa difficoltà di riuscire a tramutare l'amore di gioco in quelle che possono essere azioni da gol e di conseguenza gol. Dobbiamo lavorare, dobbiamo stare sereni e niente. Si è vista un po' di qualità oggi a centrocampo, una grande qualità da parte di Megna. Quanto è mancato questo giocatore? Ma ancora non sta bene, ancora penso che sia il 50%, è logico che è un giocatore importante. Oggi in realtà siamo venuti qui non per avere alibi o giustificazioni senza cinque diciamo, giocatori importanti, Monforte, Bertolino, Abate, Cardinale e Serruzza, quindi avevamo solo 8 grandi e tutti under. È logico che Andrea è un giocatore importante, ma sono tutti giocatori importanti. Noi abbiamo l'obbligo di dover salvarci il prima possibile, quindi di dover fare, di dover essere tutti in forma e tutti al meglio, ecco. Mister, augurandole un in bocca al lupo per il futuro, si sente un po' sulla graticola. Sulla graticola. Il calcio è così, diciamo, sono cose più importanti nella vita. È logico che ci aspettavamo un percorso diverso rispetto a quello che stiamo facendo, è logico che siamo un po' in difficoltà, però abbiamo 6 punti e quindi cercheremo di rimboccarci le maniche e cercheremo di fare meglio alla prossima partita. Qui con Andrea Megna, 2 anni fa sei stato il trascinatore del Casteldaccia in eccellenza, culminata con la vittoria nella finale playoff contro la Torrenovese. Andrea, questo è un campionato completamente diverso, ma rispetto allo scorso anno, dove avete avuto una buona partenza, quest'anno cosa manca? Intanto buonasera a tutti. Già lo sappiamo, l'abbiamo sempre saputo, il campionato di eccellenza è sempre stato difficile. L'anno scorso sì, siamo partiti bene, ma abbiamo finito male. Quindi spero che quest'anno stiamo iniziando un po' maluccio e spero di finire bene. Soprattutto fare punti con le squadre blasonate come noi, che lottano già per la salvezza prima possibile. Sappiamo che è stata difficile, sapevamo che era difficile oggi, quindi complimenti ovviamente a Castelbuono, complimenti ai ragazzi che hanno messo l'anima. Ovviamente do anche complimenti ai miei compagni di squadra che hanno dato l'anima dentro il campo. Domenica ci aspetta il Mazzara, quindi archiviamo la partita di oggi e pensiamo già alla prossima. Proprio contro il Mazzara, che è anche una diretta avversaria per il momento della salvezza, però cambiando diciamo, allenatore, anche direttore sportivo, punta sicuramente a migliorarsi. Esattamente, sicuramente hanno avuto anche loro dei problemi, come ogni squadra ha i suoi problemi. Sicuramente verranno a fare una battaglia, quindi noi speriamo di essere già pronti già da domani. Oggi è giusto che ormai ritorniamo, andiamo alle famiglie e metabolizziamo la sconfitta di oggi, che ci darà, come si dice, esperienza per la prossima domenica.